Prima ministra donna nella storia della Repubblica, paladina dell'emancipazione femminile, partigiana, sindacalista, una carriera politica nella Democrazia Cristiana che l'ha portata ad essere deputata e più volte sottosegretario fino all'incarico che mai prima una donna aveva ricoperto. A 10 anni dalla scomparsa di Tina Anselmi, fondatrice del Sistema Sanitario Nazionale, a Castelfranco, suo paese natale, non c'è nulla di veramente significativo per ricordarla. Punta il dito contro l'amministrazione precedente il presidente del Consiglio Comunale Sartoretto. Io con Tina Anselmi ho lavorato dal 1975-77 finché è stata in attività politica, parlamentare, e quindi c'è una conoscenza, direi, trentennale. E sì, verrebbe da sorridere se non fosse da piangere per la tristezza che porta questo modo di fare. Macron diceva sempre che per Tina Anselmi bisognava pensare in grande e ha pensato talmente in grande che credo siamo ormai uno dei pochi comuni d'Italia che non ha fatto niente per Tina Anselmi. La città le ha dedicato una sala della biblioteca, ma al momento niente di davvero all'altezza dell'importanza che Tina Anselmi ha avuto nella storia della Repubblica. Il progetto di realizzare una statua in suo onore, con tanto di bozzetti di giovani artisti dell'Accademia, si è per ora arenato per mancanza di fondi. Dopo le ultime elezioni, la nipote della ministra siede nei banchi della maggioranza del Consiglio Comunale e spera che per il centenario della nascita, che cadrà il 25 marzo 2027, sia finalmente possibile avere qualcosa di veramente significativo per ricordarla e soprattutto per ricordare alle nuove generazioni Tina Anselmi ed il suo messaggio. La biblioteca personalmente sarebbe un posto che appunto mi piacerebbe che fosse intitolato a lei. Altre ipotesi che sono state fatte sono quelle della strada dove lei ha abitato, che è la dei Carpani, e una scuola che si trova a Villarazzo, che è una scuola dove lei aveva insegnato per un breve periodo, appunto quando era stata maestra negli anni 50. E sono tutte scelte comunque che secondo me hanno un significato, per cui sono valide. Poi se dovessero subentrare altre idee, insomma, ben venga. E ai castellani preme l'idea di ricordare degnamente una delle sue cittadine più autorevoli. È bello riconoscere che, essendo stata una donna che ha fatto tanto, almeno venga riconosciuta e rappresentata per la città di Castelfranco. Sicuramente sarebbe una cosa giusta dedicare qualcosa a Tina Anselmi, a Castelfranco Veneto, per quello che è stato, quello che ha rappresentato come donna nel panorama politico e nella storia d'Italia.